Buonasera e bentrovati nella Piazza di Fatti Nostri, seconda puntata di questo nuovo ciclo che ci porta nelle piazze, tra la gente e anche nei luoghi dove simbolicamente si vivono i problemi di cui si parla. Allora, la piazza di questa sera è Trivignano, la scuola dell'infanzia Regina della Pace, una scuola integrata, c'è il nido e la scuola dell'infanzia, e poi ce la faremo anche presentare naturalmente. Il fatto nostro è, lo avete già capito, per la seconda volta ci occupiamo del tema e delle difficoltà della scuola paritaria e questa volta focalizziamo in maniera particolare proprio sulla scuola, la scuola materna. Il titolo di questa sera lo vedete o lo vedrete tra poco in sovraimpressione: scuole di comunità, come si definiscono anche queste scuole, ma chi ce le fa fare? Perché questa domanda? È una domanda abbastanza ovvia, perché i costi sono molto alti per queste scuole, i finanziamenti sono pochi, sentiremo quanti sono. Il peso di queste scuole è sulle comunità, sulle famiglie che hanno i loro bambini. C'è una grande questione che riguarda appunto proprio il tema della scuola, scuole dell'infanzia, ma in realtà non sono considerate così come dovrebbe essere nell'alveo dell'istruzione. E poi ci sono anche altre domande naturalmente che ci poniamo questa sera: i genitori, ma chi ce lo fa fare di portare un bambino in una scuola paritaria oppure in una scuola statale? E poi ha un'altra domanda che riguarda anche le scuole, diciamo la scuola statale, ecco, non diciamo pubblica perché in realtà paritaria o statale è comunque un servizio pubblico, e anche in questo caso viene da chiedersi chi ce lo fa fare. Allora, chi sono le persone intanto che sono presenti qui? Presentiamo la piazza. Cristina Pagnin, che è qui con me e che conduce insieme a me questa puntata. Grazie. Allora, chi sono queste persone intanto? Allora, intanto buonasera a tutti, bentrovati e grazie alle tante persone che sono venute proprio qui stasera tra il pubblico, perché tanti ci seguiranno appunto da casa, ma tanti hanno voluto anche proprio essere qui numerosi nella scuola Regina della Pace. I nostri ospiti appunto sono coloro ai quali poi verranno rivolte le domande, quindi dovrete un po' anche rispondere a tutte queste persone, nonni, genitori, insegnanti di scuole paritarie insomma del veneziano, ma non solo, dell'intero Veneto, che vi porranno appunto le loro domande, i loro interrogativi. Allora parto con la presentare intanto Don Sandro Vigani, che è il padrone di casa perché è il parroco di Trivignano, oltre che il direttore del settimanale diocesano Gente Veneta. Buonasera, ben trovato Don Sandro. Don Edmondo Lanciarotta, che conosciamo e che era anche ospite nella scorsa puntata, insomma è responsabile in qualche modo di questo settore per la Conferenza Episcopale Triveneta. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. E appunto c'è la FISM di Venezia, l'associazione che in qualche modo raccoglie le scuole paritarie del nostro territorio. Andrea Ferrazzi, che è l'assessore alle politiche... Abbiamo saltato, già che siamo da questa parte, Michele Di Middio, che è presidente dell'AGES, che è quindi dei genitori del Veneto. Andrea Ferrazzi, che è l'assessore alle politiche educative del Comune di Venezia. Remo Sernagiotto, anche lui, grazie per essere ritornato qui, perché anche la scorsa settimana appunto sedeva con noi. Remo Sernagiotto, assessore alle politiche sociali della Regione del Veneto. E Vasco Tommasin, Claudio Piron, che è l'assessore che è l'assessore alle politiche scolastiche del Comune di Padova. Quindi abbiamo i due comuni. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie. Ecco, allora cominciamo subito e intanto ricordiamo che anche voi siete qui nella piazza attraverso i vostri sms, attraverso il telefono. Esatto, quindi io ricordo il numero a cui inviarci i vostri sms da casa, è il 392 666 0099, ovviamente si può anche telefonare in diretta per intervenire e porre le vostre domande. Io poi appunto sentirò soprattutto il pubblico, ci sono mamme, ci sono insegnanti,
e quindi andremo a capire, a sentire il loro punto di vista. Allora, cominciamo, intanto ti ho rubato il microfono, cominciamo subito dal padrone di casa, ecco, Don Sandro Vigani, che è appunto il parroco di Trevignano, oltre che il direttore di Gente Veneta, per cui Gente Veneta tra l'altro ha trattato molto questo tema nel corso dell'estate. E la domanda è d'obbligo, Don Sandro, chi ve lo fa fare? Ed è la domanda principale, ecco, se ti vuoi alzare così. Sono molto grande. No, chi ce la fa fare? Intanto ringrazio Telechiara per essere qui stasera, ringrazio gli assessori e tutti quelli che sono presenti. Chi ce lo fa fare? Ce lo siamo chiesti tante volte anche col Consiglio pastorale. Ce lo fanno fare due cose. Primo, la consapevolezza che noi facciamo un servizio al territorio. Se noi chiudessimo domani la scuola dell'infanzia al nido integrato, avremmo 100 famiglie che non sanno dove andare. Non certo alla scuola pubblica che non ha spazio, forse qualcuno alle scuole private che nascono in questi mesi, in questi anni come funghi, ma chi ha soldi, chi ha la disponibilità. Quindi noi facciamo un servizio al nostro territorio. Ce lo fa fare anche un discorso pastorale che io pongo in secondo piano, per me è il più importante, ma lo pongo in secondo piano, perché di fronte allo Stato, di fronte all'assessore regionale, all'assessore comunale, mi preme di fare un discorso sociale e civile, un discorso pastorale, perché noi crediamo nella scuola dell'infanzia, noi crediamo che fornire ai ragazzi da 1 anno ai 6 anni alcuni valori che si rifanno all'antropologia cristiana sia molto importante, ma questo discorso questa sera lo pongo in secondo piano. Per me è più importante, chiaramente, ma lo pongo in secondo piano perché di fronte agli assessori credo che sia importante fare un discorso proprio sociale. Se io domani chiudo questa mia scuola, 100 famiglie non saprebbero dove andare. Questo me lo fa fare. Vorrei, scusa se rubo qualche minuto, vorrei anche dire una cosa. Io seguo chiaramente per necessità e per tutte le polemiche che nascono sulle scuole private, eccetera. Ecco, le nostre scuole paritarie non sono scuole private, sono scuole pubbliche. L'assessore Sernagiotto mi pare abbia usato il termine recentemente di scuole private. Sono scuole pubbliche paritarie. Ci sono scuole pubbliche paritarie e scuole pubbliche statali. Noi facciamo un servizio rivolto al territorio. Io non chiedo patenti di cattolicesimo ai genitori che portano i loro figli alla mia scuola. Non chiedo se vengono a messa la domenica, eccetera. Noi accogliamo le persone che vengono dal territorio. Certo facciamo una proposta che non è di catechesi, non è che noi portiamo ogni giorno i bambini alla messa, e facciamo una proposta che si rifà all'antropologia cristiana che è dentro la nostra cultura europea e italiana, ma le nostre scuole sono scuole pubbliche, pubbliche paritarie, come le scuole pubbliche statali. Io credo che questo noi dobbiamo davvero comprenderlo fino in fondo, anche in rapporto proprio al discorso dei finanziamenti. Qual è il nostro problema oggi? Poi ti do. Il problema è che di fronte alla crescita delle spese i finanziamenti non sono aumentati ma diminuiscono. Noi abbiamo la scuola materna, abbiamo anche il nido integrato. In questi anni il Comune di Venezia nei nostri confronti si è sempre comportato in maniera molto disponibile. Se siamo riusciti a tenere aperta questa scuola è grazie agli assessori alla pubblica istruzione del Comune di Venezia. Abbiamo dei grossi problemi adesso in rapporto ad esempio al nido integrato con la Regione, problemi concreti di denaro. Sì, intanto l'assessore Sernagiotto sta prendendo nota di tutto. Poi te lo restituisco il microfono perché vorrei, prima di fare così anche un giro di osservazioni da parte vostra, vorrei sentire appunto la piazza e verificare se è proprio vero quello che dice Don Sandro.
C'è qualche genitore a cui ha chiesto la patente di, allora, Cristina di cattolico praticante? No. Cristina è la mamma di 2 bambini, Nicola adesso è qui appunto alla scuola dell'infanzia. Allora Cristina, ci puoi raccontare intanto lavori? Sì, noi lavoriamo tutti e due, lavoriamo a Venezia, perciò noi... E abitate a Trivignano? E abitiamo a Trivignano, abitano a Trivignano anche i nonni che ci supportano nell'educazione dei bimbi, e portiamo i bimbi alla mattina ai nonni e i nonni li portano e li vengono a prendere qui, in questa struttura qui. Adesso la più grande è alle elementari, ma abbiamo usufruito sia del nido integrato che della scuola materna. Quante ore passano qua? Hanno passato e Nicola passa tutto? L'intera giornata, mangiano qui, stanno qui, insomma. Quindi dalla mattina alla sera? Certo, sì. E tu sei contenta, tu, tuo marito? Ma sì, a noi questa struttura ci è servita per 2 motivi, due tipi di motivi. Uno pratico, perché è vicina, è comoda, perché offre un ottimo servizio, e l'altro educativo comunque, perché rispondeva ai nostri principi educativi, a quello che era insomma la nostra idea. Quindi c'era un progetto anche educativo, certo, che voi avete scelto in qualche modo. E poi, ripeto, era anche comoda, ci dava un servizio che comunque magari le strutture comunali non sempre riescono a rispondere, insomma i numeri non ci sono. Certo. E diretta quanto pagate? Passiamo noi ai numeri subito, adesso così paghiamo 150 euro 150 alla materna. E al nido integrato? E al nido integrato mi pare sia ai 380 adesso quest'anno. Ecco, sono aumentate? Certo, sono aumentate di 30 euro la materna e di 60 o 70 in un anno il nido. Quindi una cifra considerevole. Infatti la domanda che maggiormente ci facciamo è qual è il futuro di queste strutture. Perché se da una parte ci viene detto quotidianamente che la famiglia è al centro delle politiche sociali, delle politiche, dall'altro quotidianamente ci troviamo a far fronte a queste difficoltà, perché poi ricadono sulle famiglie e sulle strutture. Certo. E quanto vi costa? Cioè incide abbastanza sulla vostra economia domestica? Incide, soprattutto non si sa dove va a finire, già quest'anno non si sa dove va a finire l'aumento della retta, perché questa è la situazione. Cosa si sente di chiedere qui ai politici? Quali sono i disegni per quanto riguarda l'educazione dei bimbi, queste strutture qui, che comunque non sono un di più, rispondono anche numericamente alle carenze delle strutture pubbliche. Cioè non ci sarebbe? No. Nient'altro? No, se le cose stanno così, no, a meno che non ci sia in progetto qualcosa di diverso per le strutture pubbliche, no. Grazie mille. Niente. Alberto. Sì, andrei, magari sentirei qualcun altro. Sì, allora ci facciamo raccontare un po' da Gastone Fusaro, che è il vicepresidente del comitato di gestione di questa scuola, quindi magari ci può anche raccontare quanti sono i bambini iscritti. Sì, e anche come riescono a far quadrare i conti? Sì, direi. dopo ce lo dice, ce lo spiega. È complicato. Ecco, se riuscite a farli quadrare, magari un po' in percentuale per capire chi veramente dà, perché abbiamo sentito le cifre dei genitori, gli aumenti che ci sono. Sì, io vorrei fare, se mi permettete, una premessa, riagganciandomi a quello che diceva prima Don Sandro, per un motivo molto semplice. La nostra è una scuola che è nata 70 anni fa, proprio nel 1941, col nome di Asilo, e aveva un obiettivo ben preciso, che era quello di assistere i bambini, di avere cura dei bambini che a causa della guerra, più di 200 sono partiti da questo piccolo paese allora, che non è grande neanche adesso. Ecco perché Regina della Pace. No, questo non glielo so dire, però quindi risponde sia la scuola dell'infanzia sia il nido risponde a delle esigenze che via via sono maturate negli anni, ed è stato per quello che nel 2000 è stato deciso di ampliare la struttura proprio attraverso il nido integrato, perché si ravvisava la necessità di dare una risposta anche a quelle famiglie che avevano i bambini più piccoli da poter assistere, perché in casa, sappiamo benissimo, non serve dilungarci quali sono le motivazioni per cui le famiglie oggi sono costrette a lavorare in due e ognuno poi fa le sue scelte. Noi attualmente, tornando un po' sulla nostra struttura, noi abbiamo circa un centinaio di bambini divisi 2/3 alla scuola dell'infanzia e 1/3 al nido integrato. Oltre a questo noi offriamo come scuola, gestiamo una scuola, la mensa all'interno della scuola. Abbiamo avuto fino all'anno scorso la possibilità del servizio, per esempio del servizio pulmino, che abbiamo dovuto togliere perché ci è stato nel corso dell'anno scorso
è stato tolto, attendiamo ancora i rimborsi del 2009-2010, quindi non è stato possibile far ricadere sull'utenza anche quest'onere, per cui questo l'abbiamo tolto quest'anno. Sì, questo è uno dei servizi che era assicurato dalla Regione Don Sandro Veneto. diceva, perché i telespettatori non hanno sentito, ha fatto un po' il pesce, appunto è stato tolto dalla Regione. Io non sono la Regione, una persona. Non vorrei che io fossi la Regione. Sì, però non è una mia competenza i trasporti, perciò non so neanche cosa rispondere. Ecco, tra poco allora risponderà, prego. Il secondo passaggio, cioè quindi la nostra è una scuola che cerca di investire dall'anno scorso proprio per dare, siccome riteniamo importante quello che è tutto il processo educativo, non solamente raccogliere i bambini per tenerli, perché questo lo fanno benissimo anche tantissimi altri nidi e scuole proprio private in senso stretto, a noi interessa un progetto educativo e per questo ci stiamo avvalendo dell'aiuto di una pedagogista che ci accompagna i nostri bambini, accompagna le nostre famiglie, accompagna anche le nostre insegnanti. Tutto questo però ha dei costi che, come chiedevi prima all'inizio, come riusciamo a farli quadrare? Esatto. Non riusciamo a farli quadrare, perché noi siamo scesi nell'arco degli ultimi anni a livello di contributi da parte dei diversi enti, perché chiaramente la struttura non si mantiene solamente col contributo del Comune, della Regione, ma anche con quello dello Stato, e via via ci sono stati tutti questi tagli che ci hanno portati a una riduzione. Se nel 2008 noi avevamo circa 112.000 euro di contributi, siamo arrivati l'anno scorso a fine anno con 81.000 euro, c'è stato poi un'integrazione arrivata per lo più da giugno ad agosto di altri 15.000 euro per un totale di 95, quindi abbiamo un gap di 20.000 euro. Se parliamo di quest'anno... Può descrivere quali sono gli enti, Comune, Regione, Stato che Cioè in proporzione. hanno diminuito i contributi? Certamente. Allora, per quanto riguarda la diminuzione per il nido, che per noi è uno dei problemi maggiori, è diminuita del 30%. Per quanto riguarda il contributo, sto parlando di Regione, visto che lei me l'ha chiesto, parto da lei, poi facciamo... scusi? Per quanto riguarda le scuole materne si aggira attorno a un 15%. Io non so dove lei ha preso questi dati, perché nel 2009 la Regione dava 12 milioni, nel 2010 ha dato 14 milioni e mezzo e nel 2011 ha dato 14 milioni e mezzo. Allora, già dati. Guardi, sulla scuola materna, siccome io sono invitato per le scuole materne perché sto portando avanti un progetto, non c'è nessuna scuola materna ad oggi che non abbia preso, e per la prima volta, io ho dato i 7 milioni e mezzo che mancavano di cassa dell'anno scorso e ho dato l'intero 14 milioni e mezzo di cassa di quest'anno, contributo totale. Allora, 1180 decreti fatti per le 1180 e stiamo attuando una riforma insieme alla FISM che il prossimo anno io a marzo consegno già tutti i soldi, però li do in un'unica soluzione alla FISM regionale, perché sennò 5 persone della mia segreteria hanno lavorato 2 mesi per fare i 1180 decreti. Certo, ecco, allora, a tutt'oggi rispetto agli 8.700 euro che la Regione ci ha versato nel 2009 e nel 2010, chiudendoli nel mese di agosto di quest'anno, noi ci sono stati versati 5.343 euro. Questo... Guardi, questo è impossibile. Perché la banca... C'è Don Sandro. Senagiotto, le mando l'estratto, mi spiace, le mando l'estratto bancario. Don Paolo, Senagiotto, Don Sandro, le mando l'estratto bancario. Io ho apprezzato il suo intervento legato alla bancario. pastorale come prioritario e compagnia. Noi abbiamo lavorato 3 mesi e Don Edmondo Lanzarotta e Alessio, mi sembra il presidente, è stato con noi negli uffici, ma io non faccio queste cose, non faccio i decreti, non sono neanche capace. Ecco, no, ma siccome li ho seguiti fino all'inizio, io ad oggi i miei uffici mi hanno garantito che, e Don Edmondo so che segue direttamente, che sono stati dati tutti. Intanto la riduzione del 15% non c'è, perché questo è un dato che io lo chiedo
il rappresentante dei genitori, il rappresentante della FISM, perché se magari io dico delle bugie, perché potrei fare questa cosa, vorrei che i rappresentanti della FISM, Don Edmondo e il rappresentante dei genitori cattolici, come ci incontriamo costantemente. Se poi parliamo invece di asilo nido, ecco, è una cosa diversa. le chiedo scusa, ma quali sono dovremmo allora sì. verificare con questi dati locali, anche se c'è qualche incongruenza. Se proprio questa scuola. Sì, noi non l'abbiamo scelta, 15 è stato giorni fa, un po' un caso. Sono rientrato e ho chiesto e mi hanno detto: guarda, 100% decreti già fatti, ma li avete seguiti anche voi in prima persona, perciò ditelo voi, non lo dice uno che è di parte, lo dicono chi è dall'altra parte. Sono presenti, faccia le domande, e faccia le domande se c'è stata una riduzione. 12 milioni nel 2009, 14,5 nel 2010 e 14,5 dove ci sono stati tagli nel 2011. Adesso stiamo attuando un percorso di riforma generale, abbiamo incontrato il ministro Gelmini proprio 10 giorni fa, che è molto difficile, che incontreremo la prossima settimana, però dobbiamo essere tutti d'accordo. Come mai una scuola, la cosa scandalosa, lo dico soprattutto al Piron qui, che scrive sui giornali alle volte delle cose strane, è che ci siano 40.000 famiglie che vanno gratuitamente e quei ragazzi alla collettività costano 7.504 euro. Poi ci sono 95.000 famiglie che pagano i 150, i 160, i 140 e quelle scuole pro capite costa 2.800 euro all'anno. E questa è la sfida. Se dobbiamo continuare in un modello così, dove 94.000 famiglie devono pagare la retta e il costo della organizzazione della Chiesa, ma anche dei genitori, anche delle IPA, ma non sono tutte gestite, e gli stessi comuni che hanno molte scuole gestite direttamente, che costano anche quelli 5.500 euro all'anno. Assessore, tra pochissimo daremo proprio i numeri di questo. C'era intanto il vicepresidente del comitato di gestione della scuola San Giuseppe di Noale, Pietro Galfione, che voleva intervenire sui numeri. Sì, io volevo semplicemente suffragare il dato del non pagamento nel 2011, perché visto che era stato citato, io ho preso subito il bilancio. Il contributo che noi abbiamo avuto dalla Regione di 7.218 euro è stato a settembre del 2010, nel 2011 non c'è stato nessun contributo. Guardi, io la posso capire, però lei mi dà il suo numero e il numero della scuola. Ma non lo so, ma siccome che abbiamo lavorato da luglio e agosto insieme a tutti i rappresentanti della FISM per accelerare, abbiamo messo 5 persone e abbiamo fatto questo accordo che dovremmo a marzo del prossimo anno con un unico decreto, io delibero la cifra che mi sarà assegnata dal Consiglio, perché io faccio l'assessore con i bilanci che mi dà il Consiglio, non con quelli che vorrei. E io delibero in unica soluzione, le giro alla FISM regionale che poi ci pensa lei a distribuirle alle 1180 scuole. Siccome questa cosa l'abbiamo vissuta insieme da 4-5 mesi. Sì. Posso confermare sì. che in effetti il cammino che è stato intrapreso di collaborazione tra Regione e FISM regionale, dove il presidente della FISM regionale in questo momento è appunto Ugo Lessio, è stato aperto un tavolo e le cose stanno andando avanti, non senza qualche difficoltà, ma comunque si stanno portando avanti. Effettivamente gli importi massimi sono quelli che l'assessore dice, ma d'altra parte può essere benissimo che i mandati di pagamento siano stati definiti magari ancora non pervenuti alle scuole e ci può essere qualche errore. Sicuramente non so se, può essere che ci sia bisogno chiedo all'assessore di fare il ragioniere, non è nemmeno corretto. Io non lo so se lei abbia una... Don Sandro, se lei e a abbia quel signore mi date il cellulare e la vostra scuola, io domani faccio, non domani che è sabato perché è chiuso, lunedì faccio la verifica e vi telefono per dirvi sono arrivati, non sono arrivati, però tutto... Chiediamo i cellulari. Perfetto. Comunque le risulta che il mandato di pagamento è stato dato. I mandati sono stati fatti tutti. Se qualche scuola non ha ancora ricevuto
in banca la somma è solo una questione tecnica, perché tutto è stato fatto. Chiedetelo a loro più che a me. E l'assessore Piron, però prima abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Sono Nicola Morini, presidente della FISM di Rovigo. Esatto, che ha appena mandato un SMS dicendo che appunto ha ragione l'assessore Sernagiotto. Sì, buonasera, ecco, dica pure così lo sentiamo anche in voce, ecco quello che ha scritto. No, volevo confermare che nelle 72 scuole della provincia di Rovigo il contributo della Regione del Veneto per quanto riguarda la scuola dell'infanzia è stato interamente versato nel mese di settembre. Ecco, l'avete ricevuto. La provincia di Venezia è più vicina alla sede della Regione e c'è qualche, a questo punto bisogna dire che c'è qualche problema. Le banche funzionano meglio a distanza, a quanto pare. Voleva aggiungere qualcos'altro? No, non abbiamo invece ricevuto il contributo per i nidi integrati, ecco. Di cui per la verità non è ancora stata fatta la delibera, e anche questo ci mette un po' in difficoltà, perché finché non è fatta la delibera non sappiamo quanti soldi verranno attribuiti alle singole scuole per l'anno in corso, per il 2011. Quindi anche se non i soldi, ci sarebbe per noi importante avere quantomeno la delibera con l'assegnazione nido per nido delle somme a disposizione. Sì, ecco, sentiamo subito, resti pure in linea che volevo farle una domanda. La prossima stiamo lavorando sul nido, perché per poter versare i 7.500.000 della cassa mancante del 2010 e l'intero 14 milioni e mezzo della cassa competenza più cassa del 2011 per le scuole cosiddette materne, scuole d'infanzia, conoscendo il bilancio nazionale, che avevano portato da 53 milioni a 25 e poi recuperati nel milleproroghe gli altri 28, che però ad oggi lo Stato ha versato 12 milioni e mezzo e mancavano tutti gli altri. Io ho fatto una scelta politica e me ne assumo la responsabilità di dare tutti i 21 milioni e mezzo alle scuole cosiddette d'infanzia materne, e la prossima settimana, come diceva, faccio quella delibera di 17 milioni e mezzo confermando il 2010, perciò nessun taglio, però i soldi glieli darò a bilancio approvato quando ho la nuova cassa del nuovo patto di stabilità, cioè vuol dire 2012, spero a febbraio-marzo. Però noi avevamo fatto un accordo solo per le materne con i crediti cooperativi. I miei dirigenti stanno lavorando a tasso zero, anticipo a tasso zero perché ce l'avevano dato, stanno lavorando per fare questo anche con gli asili nido, perché con un'assunzione di responsabilità politica ho fatto la scelta, mancando i soldi nazionali, di dare tutti i soldi alle scuole materne. Per gli asili nido hanno ragione e io potrò dargli quei 17 milioni e mezzo solamente, spero, marzo, perché c'è il tempo del approvano entro il 31/12 le cose, perché poi ci vuole la pubblicazione sul BUR, poi devo fare la delibera, poi devo prendere la cassa e darglieli. Però questa è un'assunzione di responsabilità politica che ha fatto l'assessore, perché ho scelto di darlo alle scuole materne. Ecco, poi cercheremo di capire anche come riuscirete a fare, perché chiaramente sono parecchi mesi di attività che comunque non ha. E allora con le banche gli anticipiamo i soldi a tasso zero e poi noi li versiamo alle banche, questa è una cosa buona. C'è già allora per le scuole materne, ma non avevano accettato il nido l'anno scorso, stiamo forzando perché i crediti cooperativi lo facciano anche per il nido. Ecco, quindi questo, diciamo, questa è una novità di quest'anno. È una novità di quest'anno per quel che riguarda appunto. Sì, senta, è ancora al telefono? Ci ha lasciato, bene, grazie. Allora dobbiamo andare in pubblicità, ci rivediamo fra pochissimi minuti, restate con noi e subito dopo sentiremo ancora la piazza, ripartiremo però perché è rimasto così un po' tranquillo ma in fibrillazione l'assessore Piron, no, che è tranquillo per natura sua. Non mancano, e sentiremo anche quali sono i problemi non solo dell'assessore Piron ma anche dell'assessore Ferrazzi, appunto per quel che riguarda la gestione delle scuole per l'infanzia pubbliche. A tra poco. Buonasera.
A chi si è sintonizzato soltanto ora, siamo ancora insieme, scuole di comunità è il tema di questa sera di Fatti Nostri la Piazza, ma chi ce le fa fare? Abbiamo sentito diverse ragioni, abbiamo sentito le difficoltà anche in cui gravano alcune situazioni. Allora, qui abbiamo anche degli assessori comunali che gestiscono anche loro delle scuole, non sono scuole di comunità come vengono definite le altre, comunque sono scuole di infanzia e in fondo sono scuole di comunità anche queste, però nel contenuto e nel senso che dovrebbero avere. Assessore Pironi, intanto. Cominciamo da lei che si è spostato da Padova, perché noi vogliamo portare anche delle voci, partire da una situazione locale, ma vogliamo portare anche delle voci esterne, tanto per dire che non è un problema della scuola appunto Regina della Pace questo, è un problema che riguarda centinaia di scuole, migliaia e migliaia di famiglie. E non solo del mondo paritario, ecco, diciamo così. Assessore, prego. Sì, direi che il problema non è tanto se i mandati per i pagamenti arriveranno tra un giorno o tra una settimana. Io sono convinto che l'assessore Sernagiotto su questo ha lavorato nel migliore modo possibile per abbreviare i tempi e perché i 14 milioni e mezzo siano nelle casse di ogni scuola materna. Il problema, assessore, è che mancano altri 15 milioni, tutto là, stop, punto e fine. Il tema è proprio questo, allora, come leggiamo i numeri? Siccome i numeri che Sernagiotto ha li ho costruiti io con la FISM, personalmente, so bene di che cosa stiamo parlando e i numeri che la FISM ti ha dato, assessore, bisogna studiarli bene. Quelli non sono i numeri del costo che la FISM o le scuole FISM sostengono, ma sono quanto la FISM riesce a raccogliere. Questo è detto molto semplicemente, attraverso quanto dà lo Stato, quanto dà la Regione, quanto dà il Comune nelle convenzioni e quanto danno i genitori. Allora bisogna essere un po' più precisi. Non è vero che le scuole comunali che sono paritarie costano il triplo, i conti che faccio io, ma nei conti miei c'è dentro anche l'amministrativo che la parrocchia molto spesso non ha perché c'è un volontario, c'è dentro il tecnico dell'edilizia che mando ogni 3 mesi a vedere se le scuole hanno buchi, hanno problemi, costi che le parrocchie non hanno. Quindi io credo che possiamo trovarci d'accordo sui numeri, assessore, se davvero contempliamo tutte le voci, perché il tuo compito, se posso dirlo, non è quello di dire ai 420, peraltro ad un convegno di partito, lasciamo stare, chiudo le scuole statali perché costano troppo. Il tuo compito come rappresentante delle istituzioni, che è quello di farsi carico delle 100.000 famiglie che vanno alle paritarie, delle 40.000 che vanno alle statali, è quello di capire di che cosa stiamo parlando, quali sono i problemi, dove sono i finanziamenti, se è una priorità, se è un investimento la scuola o se è un costo. Allora o noi mettiamo la cornice al quadro per capirci dove siamo e dove vogliamo andare e magari anche da dove arriviamo, oppure faremo fatica sempre a capire di che cosa stiamo parlando. Perché prima, assessore, dicevi alle scuole statali i genitori non pagano nulla, vanno gratis. No. Pagano 90 euro a Padova, nelle statali, nelle comunali pagano 90 euro. Sì, no, certamente, ed è troppo poco rispetto a quello che pagano le scuole paritarie, sono io il primo a dirlo, ed è una battaglia che sto facendo per dire a quei genitori che sono dei privilegiati. Però il tema, chiedo scusa, almeno su questo dobbiamo capirci, l'assessore Sernagiotto mi troverà sempre d'accordo se sarà in grado di porre la questione al tavolo del ministro, al tavolo istituzionale, assessore, non a Cortina, per capire perché le altre regioni hanno 2, 3, 4, 5 volte di più rispetto al Veneto. Il dato è presto detto, perché da noi si è sviluppato il privato sociale nelle decine e decine di anni, in altre regioni si sono sviluppate le scuole statali. Però attenzione ai dati del problema. È o non è un servizio indispensabile? È o non è, come dice il Sole 24 Ore, come dicono gli economisti, il primo tassello per sostenere lo sviluppo economico, il lavoro delle donne, eccetera? Ecco, allora su questo facciamo un investimento. Questa è sicuramente altrimenti una questione centrale. Faccio fatica a ragionare. Un attimo solo, poi sentiamo l'assessore Ferrazzi anche perché abbiamo una telefonata, mi sembra. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Sì, buonasera. Sono Pagani Mirella. Chiamo da Seggiano, una frazione lì vicino a voi. Io sono una cittadina, faccio parte anche di una parrocchia che assieme a tante persone cerca di far sopravvivere la propria scuola dell'infanzia. Ma io stasera volevo portare una testimonianza
da un altro punto di vista. Io per lavoro sono un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, più semplicemente responsabile della sicurezza. Lo sono anche della scuola dove siete lì stasera. Ecco, la mia testimonianza era quella di ricordare l'enorme patrimonio che stiamo trattando stasera. Sto parlando di un patrimonio, vorrei chiamarlo culturale, informativo. Tutto il personale di queste strutture scolastiche, perché di scuole a tutti gli effetti stiamo parlando, è impegnato quotidianamente nell'educare, nel formare, ma nel formarsi, nel continuo aggiornamento di formazione professionale, ma anche nella prevenzione. In queste scuole si trattano argomenti sociali, etici, ambientali. Qui si concretizza l'aggregazione sociale, ma in parole concrete, con fatti. Certo, però volevo spostare l'attenzione anche su un altro patrimonio. Mi riconduco a quello che diceva anche Don Sandro. Rendiamoci conto che queste strutture scolastiche negli ultimi anni sono state ristrutturate, sono strutture a norma, adeguate, continuamente mantenute. Qualche scuola ha investito in tecnologie per il risparmio energetico. Mi dispiace dirlo all'assessore Piron, ma in queste scuole si spende e si spende tanto, perché chiamare un impiantista per la normale manutenzione costa. Certo. Quindi non è vero che non si spende. Certo, e questi sono costi sono costi patrimoniali e che quindi sono assolutamente a carico della scuola. Io la ringrazio, signora, di questa testimonianza. Permetta una cosa veloce. La domanda che mi pongo io stasera e che vorrei porre un po' a tutti, perché sento parlare di euro e di zeri. La domanda forse è proprio questa, ce la sentiamo di mandare all'aria questo patrimonio? Perché nel mio piccolo io vedo la sofferenza delle scuole. Da qua a 2 anni non vorrei scommettere il caffè con l'assessore Ferrazzi, ma qualche scuola nell'amministrazione comunale di Venezia da qua a 2 anni chiuderà. Certo, grazie, grazie signora, e lei ha posto sicuramente un problema che è assolutamente all'attenzione, anche perché in Veneto qualche scuola effettivamente quest'anno non ha più riaperto. C'era stata anche una proposta provocatoria qualche anno fa ed era quella: chiudete, in maniera da far capire concretamente quanto grave è questo problema. Ecco, voleva intervenire anche Don Sandro? Sì, no, solo proprio per inciso, ascoltavo quello che diceva l'assessore di Padova e lo comprendo e sono molto partecipe. Devo dire una cosa che la signora ha sottolineato: le nostre scuole devono essere a norma molto di più delle scuole statali e comunali. Noi subiamo controlli, abbiamo dovuto avere l'accreditamento del nido, sono venute 2 persone incaricate dalla regione, imbarazzante il controllo che abbiamo subito. Noi in questi anni abbiamo speso centinaia di migliaia di euro per tenere in piedi questa scuola e metterla a norma, grazie al Comune di Venezia, grazie all'assessore Celegato, all'assessore Miraglia e all'assessore Ferrazzi. Noi le scuole statali, quelle private, i nidi, che sono molto in deroga, ecco. Ripeto, imbarazzante l'incontro con queste 2 persone che sono venute a nome della Regione a fare dei controlli, davvero imbarazzante. Abbiamo dovuto, sto parlando del fatto che noi dobbiamo essere in regola con tutto, dobbiamo spendere centinaia di migliaia di euro, e forse questo per le scuole statali non è sempre così. No. Questo la rassicuro, perché sulle scuole statali
No, ma guardi, basta prendere in mano i bilanci. Sulle scuole statali lo Stato non mette un euro, la Regione non mette un euro, se non con... Non metto in dubbio, dico solo che i controlli che abbiamo noi non sono quelli vostri. Mi lasci finire. Sto sostenendo la vostra tesi, cioè so bene quello che subite. Sto dicendo che sui lavori di ristrutturazione chi mette i soldi sono i comuni, perché la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dello Stato, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, sono a carico dei comuni, quindi lo Stato non ci dà soldi se non dei contributi, ma che è 1 su 100, e così la Regione che ha i contributi che arrivano dallo Stato. Quindi so bene, ed è rafforzativo di quanto dicevo prima. Prima io non dicevo che voi non sostenete i costi, dicevo che in quei numeri che abbiamo dato all'assessore per fargli capire che noi comuni siamo costretti, io se voglio fare la trasparenza al 100%, devo mettere non solo il costo di gestione del pasto e dell'insegnante, ma anche di tutta la struttura che devo sostenere, perché devo fare i controlli, devo fare i lavori, devo andare a cambiare, eccetera, eccetera. Allora questi qui sono costi che non sono eliminabili e la Regione lo deve capire e lo Stato lo deve capire, altrimenti facciamo un'altra cosa, facciamo il babysitter, facciamo i giardini giocosi, facciamo il GREST, è un'altra cosa, non è un servizio pubblico. Per questo dico all'assessore Sernagiotto, attenzione quando dice il costo è 3.000 euro, perché non è vero, non è un costo reale, perché mancano tutta una serie di costi che voi adesso avete ribadito per l'ennesima volta. Sentiamo un momento la FISM Venezia e poi passerei anche la parola a una delle insegnanti. Chiedo scusa perché avevo dato la parola all'assessore Ferrazzi, vorrei sentire un attimino anche su questo, poi passiamo subito. Prego, assessore. Io credo abbia molto ragione Don Sandro nel suo ragionamento iniziale. Le scuole, chiamiamole dell'infanzia, una volta le chiamavamo materne, non ci sarebbero state nel nostro paese, non solo nel Veneto, se non fossero partite da esperienze come queste. E questo anche nel nostro comune. Le prime scuole comunali e statali hanno seguito di parecchi decenni l'apertura delle scuole parrocchiali, diciamolo pure. E questi hanno svolto un ruolo fondamentale per la crescita delle nostre comunità. Hanno costruito un patrimonio educativo e relazionale fondamentale e sono una ricchezza che una comunità civile, laicamente intesa, deve riconoscere se vuole ragionare, non se vuole fare ideologia, se vuole ragionare. E dunque non si tratta per nulla di creare una stupida, sciocca contrapposizione tra scuola pubblica o scuola privata. Si tratta invece di riconoscere il valore educativo che queste scuole, insieme anche alle scuole statali, stanno compiendo. D'altro canto, il fatto che queste siano scuole, diciamo, pubbliche, non è un'opinione appunto di alcuni di noi che adesso hanno parlato, ma è scritto finalmente, dopo anni di chiacchiere, in una legge voluta dal centro-sinistra, e cioè la legge 62. Che riconosce finalmente che il nostro Paese è dotato di un sistema nazionale pubblico di istruzione composto dalle scuole di Stato, scuole paritarie, siano esse private oppure comunali. E dunque riconosce la totale e piena legittimità pubblica del servizio educativo a prescindere dal gestore e dalla forma di gestione. E questo è giusto che sia, è riconosciuto, è voluto, eccetera. D'altro canto, questa legge pone dei vincoli riconoscendo appunto la scuola pubblica nella gestione, diciamo, privata, e cioè costringe le scuole stesse a corrispondere a tutta una serie di elementi che vanno dalla Costituzione a livello generico fino all'ultimo regolamento, certo. E dà ancora una volta ragione Don Sandro quando è molto vero che i controlli che vengono sviluppati in queste scuole non hanno paragoni, perché se noi dovessimo, per esempio, fare un salto diciamo, verso le scuole di grado superiore, ci accorgeremo che le scuole statali, i 2/3 delle scuole, per esempio medie o superiori, non sono a norma, e ci accorgeremo, per esempio, che il Fondo Nazionale per l'edilizia scolastica, che doveva essere appunto finanziato annualmente attraverso la legge 23, è a zero da parecchi anni. E ci accorgeremo che quello che il governo sta investendo nel settore dell'istruzione è ai minimi termini. Questo è per la scuola paritaria e per la scuola, diciamo, di Stato. Il taglio che è stato compiuto nel 2008 con 6 minuti di discussione parlamentare è stato di 7 miliardi 832 milioni di euro.
il taglio diciamo, mai visto nella storia della Repubblica. Parimenti, lo stesso governo che si è riempito la bocca di vicinanza al principio di sussidiarietà delle scuole di comunità è il governo che ad oggi, poi vedremo, ma ad oggi, ha posto in una tensione finanziaria, tecnicamente intesa, enorme le scuole paritarie e ha dimezzato il Fondo Nazionale per le Scuole Paritarie dell'Infanzia rispetto al governo del centro-sinistra del 2008. Questi sono i dati. Poi, se volete, possiamo anche approfondire le questioni un po' più tecniche. Certo, allora sentiamo, so che l'assessore Senagiotto vorrebbe, e giustamente anche, un attimo solo che, così, facciamo... Prego. Allora, volevo un attimo precisare in merito ai costi di cui si faceva riferimento prima nella scuola dell'infanzia paritaria, che sicuramente, come mi ha anticipato l'assessore Ferrazzi, è uno dei due pilastri della scuola pubblica, assieme alla scuola statale o comunale che possa essere. Quindi, ribadendo al costo che veniva anche indicato dall'assessore Senagiotto, di 280 euro per bambino mese, considerato che la scuola dura poi 10 mesi, era i 2.800 euro. Sono dati che sono stati calcolati dalla FISM e si riferiscono all'anno 2009. Se vogliamo aggiornare questo dato al 2010, possiamo passare, come da informativa già consegnata all'assessore Senagiotto, a 3.000 euro anno, cioè 300 euro al mese. A questi, effettivamente, a questi costi, che sono i costi di esercizio sostenuti effettivamente, se volessimo aggiungere quello che può essere che possono essere considerati anche altri costi indiretti, cioè per esempio la disponibilità dell'edificio, che il più delle volte è della parrocchia ed è dato, tra virgolette, incomodato gratuito, dovremmo aggiungere altri 45 euro mese per bambino. Vogliamo aggiungere anche quanto dà di volontariato le persone nell'amministrazione della scuola, possiamo aggiungere altre 17 euro mese, aggiungiamo quanto altro ancora, retribuzioni per piccoli lavori di manutenzione fatti dai genitori poi alla fine, perché molto spesso le nostre scuole rimangono su e riescono ad andare avanti perché la manutenzione non la fa la ditta così, ma la piccola manutenzione viene fatta, il taglio dell'erba. Certo. Mi scusi, perché questa è una curiosità. Una scuola statale, comunale, potrebbe fare una cosa di questo tipo, cioè far fare dei lavori alle famiglie? No, a rigor di legge non può farlo, perché se io ad esempio personalmente avevo degli insegnanti in pensione che mi hanno detto vengo a lavorare in ufficio da te per fare i progetti con i giovani, non se ne parla perché è un reato. Cioè io non posso far fare questa era una curiosità, un sospetto che avevo nostre... e che indubbiamente... Ci sono invece genitori e nonni che sono iscritti all'associazione di volontariato, per esempio, che possono fare un servizio di questo genere. Quindi arrivo alla fine sommando complessivamente tutte queste voci indirette che per fortuna la scuola non sempre sostiene, qualche caso sì. Comunque si arrivano a 392 euro mese per bambino, arrotondiamoli pure a 400, quindi complessivamente dal 2008 possiamo arrivare a 4.000 euro, ma lì ci fermiamo. Contro sicuramente, dati del 2009 questi sì, fermi a costi per bambino a 5.120 euro anno per bambino nelle comunali e da 6.300 a 6.200 euro annui nelle scuole statali, con un gap, ripeto, considerando anche i costi indiretti, comunque di oltre 2.000 euro anno per bambino. Ma scusate, su questo proviamo a chiudere un cerchio. È presto detto, sono i contratti di lavoro che fanno la differenza. Cioè, su questo, se vogliamo andare in fondo alla storia, voi sapete che le contrattazioni nazionali
per quanto riguarda le insegnanti che lavorano nelle scuole statali, sono contratti diversi in termini di orari di lavoro, in termini di prestazioni previste. Allora, io osservo solo, cioè, mi limito a fare il ragioniere da questo punto di vista. Certo. I contratti del comune, assessore, scusa, sono ancora, e poi ci sono altre opportunità, altre possibilità. Io ho esternalizzato i servizi alle scuole dell'infanzia di pulizia e i contratti di chi ha vinto l'appalto sono diversi dai contratti che il comune ha. Però su questo vogliamo cambiare, l'ho già detto all'assessore anche privatamente e non ho problemi a dirlo pubblicamente. Bene. Qualcuno dovrà fare la proposta per cambiare i contratti. A me risulta che i contratti collettivi nazionali si vanno a modificare nelle contrattazioni tra i ministri e le parti sociali, i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori. Un attimo solo, altrimenti non capiamo di che cosa stiamo parlando. Da dire su questo. Un attimo solo. Volevo soffermare il discorso sul fatto che comunque lo Stato, spende molto di più per l'istruzione su una scuola statale, perché qui stiamo parlando solo di scuola materna, ma la scuola paritaria ha le scuole elementari, le scuole medie e le scuole superiori. 6 anni fa l'AGESC ha fatto uno studio particolareggiato che è stato oltretutto recepito dal Sole 24 Ore, quindi un giornale specifico che ha pubblicato e ha fatto vedere quanto lo Stato risparmia con le scuole paritarie. Ma poi non ci ha messo il resto, perché io, cittadino, che decido di scegliere la scuola paritaria per mio figlio, pago la retta, però io continuo a versare le tasse allo Stato, perché quindi oltre a quel risparmio che abbiamo pubblicato in quello studio, c'è anche il guadagno che lo Stato fa sulla quota tasse che io cittadino pago. Per un servizio che in questo caso non è no. Dica che sono 6 miliardi all'anno. Esatto, ecco. Quindi ci fermiamo ancora per qualche minuto, pochissimi veramente, riprendiamo subito dopo perché c'è probabilmente qualche elemento da aggiungere su questi dati. A tra poco. Eccoci ancora insieme non soltanto con i telespettatori di Telechiara, ma ricordiamo e salutiamo anche i radioascoltatori di Blu Radio Veneto che ci seguono alla radio. Non ci vedono, ma ci sentono. Ebbene, anche voi potete intervenire anche con gli SMS. Lo ricordo a voi qual è il numero degli SMS, se riesco a trovarlo nel frattempo. Eccolo qui, 392 666 0099. Lo ripeto, 392 666 0099. Ricordo che siamo alla scuola dell'infanzia Regina della Pace di Trivignano, siamo nel Mestrino, è un esempio tra tantissime scuole. L'abbiamo sentita la fatica che si fa a continuare a svolgere questo servizio, che è un servizio a tutti gli effetti, e il tema di questa sera è appunto scuole di comunità, ma chi ce le fa fare? Qualche problema, lo abbiamo sentito, ce l'ha anche la scuola statale, non pochi. Abbiamo sentito dei conti, costo della scuola paritaria, costo della scuola statale o comunale che sia. Il gap è intorno ai 2.000 euro, mi pare di capire, 1.000 euro. Paritarie comunali e paritarie di privato sociale siamo intorno ai 1.000 euro. Intorno ai 1.000 euro, benissimo. La differenza, diceva l'assessore Piron, è dovuta ai contratti di lavoro. Sentiremo un insegnante perché mi piacerebbe capire come guardano anche loro a tutta questa vicenda, perché sono dei lavoratori di un settore particolare, un po' sottopagati se vogliamo, forse, non lo so, lo direte voi. Assessore, lei ha qualcosa da dire su... Due cose. Beh, intanto riprendo... Rapidamente, mi raccomando. Perché... Sì, riprendo l'amico Piron perché nel congresso del mio partito non si è parlato di questo. No, sì, è una cosa diversa. Io, siccome avevo ospite il ministro Gelmini, ho deciso di fare la sera una riunione alla presenza, c'erano presenti anche gli amici della FISM che non ho fatto entrare, e c'era presenza... però... perché non potevamo per il ragionamento che dovevamo fare, ma era presente Don Edmondo Langiarotta per dire, abbiamo fatto una riflessione, era lì, ci sembrava brutto rispetto a un'idea che abbiamo.
Tra l'altro, ecco, diciamo, è una riflessione che continua. Mi pare certo, la prossima settimana, io sono tornato ieri da Parigi perché avevamo l'UNCAS, l'assemblea dei sindaci della Francia, e perciò dovevo essere su, ma vedete, il primo problema è questo, però questa sera non c'è polemica, anche l'amico Piron, stiamo qui per ragionare, per tentare di capire cosa non faremo domani. Ma sai, in effetti, quando è una cosa che mi chiedo sempre, proprio da professionista, da giornalista, no? Perché io quando incontro le persone, pur di fazioni diverse, con idee molto diverse, in realtà c'è dialogo, e quando ci troviamo c'è dialogo anche ecco, a distanza. Ecco, spesso invece le polemiche dove nascono? Nascono a distanza, grazie a chi? Forse grazie a noi giornalisti che contribuite abbastanza. Contribuiamo abbastanza, quindi i colpevoli, diciamo, siamo noi. Provo a fare una riflessione. Perfetto. Io non avrei l'istruzione, non ce l'ho. Io ho le deleghe delle politiche sociali, che vuol dire il carcere, vuol dire la disabilità, gli anziani, vuol dire tutto questo mondo, le povertà estreme, i barboni, insomma, cioè io ho questo mondo. Poi mi trovo le deleghe alle scuole, agli asili. Dovreste unificarle. Infatti io ho tentato in tutti i modi, ma qui in Veneto nasce il contributo della Regione con il contributo ai ragazzi disabili che frequentavano le scuole paritarie. Io ho detto fin dall'inizio anche agli amici della FISM, io vorrei dare alla mia collega Donazzan questa delega perché mi dà anche tanto da fare. Ma il problema vero qual è? Che quando noi abbiamo... L'assessore Donazzan non la vuole. No, non ne ho mai parlato, non conosco il pensiero della mia collega. Vabbè, glielo chiederemo. Allora, guardi, io quando siamo andati a Roma e ho deciso di andare anch'io, anche se non partecipavo al confronto Stato-Regioni sul tema delle scuole, perché non ho la competenza fondamentalmente, Quando si parlano di scuole paritarie, scuole da 3 a 6 anni, io ho detto, io voto sempre contro. Perché? Vi do qualche dato. La Valle d'Aosta, per non citare la solita Campania e Calabria, ha il 10% di paritarie e il 90% di statali. Le Marche, il 21% di paritarie e 79% di statali. Consideri che le statali loro non sono come le nostre, sono tutte comunali per la maggior parte, perciò le paritarie loro, scusi, sono tutte comunali. Insomma, la Puglia il 38,62, il Piemonte 37,63, la Toscana 35,65, la Sardegna 34,66. Quando io pongo questo problema, loro mi dicono non esiste. Va bene così perché noi siamo a posto. Perché sono a posto? Adesso glielo diciamo con un altro dato. Sono in parte dati della FISM, questi sono dati del Ministero. Allora, noi abbiamo in totale 1.636.488 bambini che fanno da 3 a 6 anni. Io parlo sempre di questo particolare, di cui 993.038 vanno in quelle scuole che si chiamano statali, per un costo allo Stato di 5 miliardi di euro. Poi abbiamo 650.000 bambini che vanno sulle cosiddette scuole paritarie, che allo Stato, tolte quelle comunali, quelle vere come quelle della parrocchia, delle IPA, costano allo Stato solitamente 353 milioni, quest'anno un po' meno perché ne hanno messi meno, circa 90 milioni alle regioni, perché la parte del Leone lo fa l'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia, e circa altri 350 milioni dei comuni. Cioè vuol dire che con 700 milioni noi garantiamo un servizio, perché il resto pagano le famiglie, a 650.000 ragazzi. Invece gli altri 993.000, solo 250, costano 5 miliardi. Allora, ha ragione quando dice una cosa, dobbiamo darci ragione, dice ma quei contratti, però se non smettiamo di assumere con quei contratti continueremo a vita ad andare avanti. Io ho detto nella mia proposta, tutte le maestre assunte, che è la stessa cosa che ho fatto per il GRIS e per il Breda, assunte, e ho trovato l'accordo con i sindacati subito, assunte con contratto nazionale, continuiamo. Allora gli diamo 3.200 a quelle a contratto delle nostre maestre, gli diamo 3.600 con i contratti delle altre per coprire la differenza, spendiamo sempre meno di 7.000 euro al mese di media, perché io ho tutti i dati, glieli posso dare tutti i dati del Ministero, li ha visti, ne ha la copia, credo anche Don Edemondo. Allora, noi dobbiamo invertire.
Il modello che si chiama oggi con quel bel nome di sussidiarietà orizzontale, faccia il territorio quello che sa fare meglio, e la scelta educativa, guardi, se si sceglie la parrocchia per un laico come me mi va benissimo, se si sceglie una IPAB di tendenze di sinistra, una IPAB di tendenze di destra, mi va bene. Non è questo il problema. La scelta educativa, abbiamo molte famiglie che si sono costituite e sono loro i gestori della propria scuola. Io non entro in merito, Don Sandro ha fatto una riflessione che io apprezzo da cattolico, ma che dice: ma quando governo io sono laico, e dice la pastorale è strategica per noi, io credo, però dice qui ci sono gli assessori, qui servono anche i soldi perché con la pastorale non si magna, detta in dialetto. Sì, ma insomma, no, sì. Ma insomma in qualche modo dice, ecco, i soldi servono per pagare le maestre, per dare e fare tutte queste cose. Allora, dice proprio per niente, ecco, perché sennò i telespettatori noi cosa chiederemo al ministro Gelmini? Che la prima cosa che ci ha posto, ha detto: ma assessore, lei è proprio matto a voler chiudere le scuole? E allora ho detto: ministro, lei deve mettere altri 2 miliardi per le scuole paritarie. Cioè il problema è questo: se i soldi non ci sono dobbiamo ragionare con quello che abbiamo. Allora noi non vogliamo togliere nessun contratto a nessuna insegnante che ha quel contratto, perché è un diritto acquisito e ce lo portiamo dietro. Se però continuiamo su questa strada, si arriveranno a 1200, ci saranno 7 miliardi per queste, e per le scuole paritarie a funzione pubblica, perché l'ha detto Berlinguer, la legge che citava l'amico assessore, la legge Berlinguer. Allora, non ne verremo fuori, perché come da qualche parte, leggendo, guardando le manovre, i soldi dovranno essere tagliati. Ma perché dovranno pagare sempre questi? Che guardi, gli do un altro dato, così è bello. No, ci fermiamo con i dati, però, anche perché poi i dati in televisione... Sa quanti comuni ha il Veneto? No, ma ne abbiamo dati, lo sa, credo... 581. Sì. Sa quanti non hanno la scuola né comunale e né statale? 269. Certo. Sono cittadini di serie B? Sì, assolutamente. Cioè, questa è la sfida. La sfida è quella di metterci d'accordo per trovare un modello che costa un po' meno, che garantisca la scuola da 3 a 6 anni a tutti gratuitamente, e troviamo le formule per accompagnare quelli lavoratori che hanno un contratto e che è giusto che venga garantito. La ringrazio, perché questa era una voce che mancava effettivamente questa sera, quella di chi non ha nessun tipo di servizio. Ma che sarà impossibile avere una scuola gratuita, perché non c'è nessun riconoscimento del diritto. Qui stiamo parlando di servizi a domanda individuale, quindi quando io ribadisco, sono convintissimo di questo, Sernagiotto deve mettersi in testa che bisogna fare le leggi diverse, perché fino a quando parliamo di scuola dell'infanzia e di asilo nido come servizi a domanda individuali, i comuni sono tenuti, se vogliono organizzare questi servizi, ad esempio, finanziari a ultima, ad incamerare il più possibile dagli utenti, perché solo in quel modo saremo dei comuni virtuosi. Allora, questo ha scritto il tuo governo. Allora, ci sono delle contraddizioni nelle normative evidentissime, palesi. O chi è il governo e chi cambia le cose? Le leggi che si fanno dove, signori? In Parlamento. Non mi sembra che il Parlamento attuale sia il Parlamento che produce, ma proprio nulla, e in Assemblea regionale. E questa è la sfida per l'assessore Sernagiotto. Certo, ecco, la prego, non mi apra altri capitoli. Lui ha un problema di gestione come il sottoscritto, ma lui ha una valenza in più, che deve andare in Assemblea regionale e obbligare il Consiglio regionale a decidere se quei 10, 12, 15, 20 miliardi che ha di bilancio vanno distribuiti come, perché, assessore, decidiamo quali sono le priorità. Certo, magari c'è un problema di convincere i minori. C'è un problema di convincere forse prima anche la Giunta, non soltanto... Certo, io su questo ci sto, sono sempre a fianco di chiunque. Sì, allora ci fermiamo un attimo, perché io vorrei, torniamo alla piazza, vero Cristina? Torniamo alla piazza, altrimenti anche... cambiamo nome al programma. Esatto, e tra un po' però vi vorrei leggere alcuni passaggi di una lettera che ci è arrivata da Don Carlo Velludo, che è il parroco di Santa Maria del Sile di Treviso, e che chiede appunto alla maggioranza del Parlamento come mai invece ha operato questi tagli. Però parlavamo di stipendi di insegnanti tra scuole statali, comunali, scuole paritarie, e Claudia è appunto un'insegnante della scuola Regina della Pace. Quando sei arrivata, Claudia? Io sono arrivata qui nel 2002 e attualmente sono educatrice presso l'asilo nido, è il secondo anno, prima ero alla scuola materna. Noi quest'anno siamo in 5 e ci teniamo a dire che il nostro servizio, come tanti servizi della FISM, è aperto
dalle 7:30 della mattina la scuola dell'infanzia chiude alle 4, mentre il nido chiude alle 4:30. Noi abbiamo 3 maestre alla materna che coprono praticamente l'intera giornata con 3 sezioni e siamo 2 educatrici al nido che copriamo altrettanto in 2, quindi non abbiamo compresenze come spesso sappiamo invece avere nelle scuole statali o comunque comunali. E noi abbiamo pur essendo lo stesso contratto FISM, per quanto riguarda le maestre della materna, hanno 32 ore da contratto, mentre noi del nido ne abbiamo 35. Queste noi le facciamo però interamente con i bambini. A questa la scuola ha un altro onere però, perché noi comunque, come diceva prima la dottoressa Mirella Pagan, facciamo continui corsi di aggiornamento a carico della scuola, con le ore che comunque ci vengono riconosciute, sono una media di 20-25 ore all'anno, e in più una serie di incontri e assemblee che facciamo con i genitori che comunque vanno al di là di quello che è il monte ore, tenendo presente che invece il contratto direbbe che dovrebbero essere inserite all'interno, ma capite bene che diventerebbe impossibile. E in più ci sono, come diceva Don Sandro, dei volontari, ma anche noi a modo nostro insieme comunque al personale ausiliario facciamo comunque delle ore di volontariato o dei momenti che comunque per il bene dei nostri bambini e delle loro famiglie noi ci teniamo a dare. Ecco, la busta paga è quanto più leggera rispetto a quella di una tua collega? Se veramente i soldi che ha detto l'assessore sono questi, direi tanto. Io non arrivo a prendere 1.100 euro al mese. E sono qui da 9 anni, perché io sono qui dal 2002. Diciamo che forse quello che è importante è lo spirito che ci muove nel rimanere qui, nel senso che comunque per noi è una scelta. Come diceva Don Sandro, in primis è veramente una scelta educativa e una missione, diciamo, cristiana, che noi un po' ci diamo anche come scuola. Noi quest'anno abbiamo un tema che ha voluto un po' rispecchiare queste problematiche. Il titolo è semplicemente "Se vuoi la pace rispetta il creato", ma andremo a lavorare al di là di quelle che possono essere, che per noi sono le cose più importanti a livello cristiano con i bambini, per cui l'importanza poi di questo, anche nel rispettare e nel risparmiare, perché dovremo inevitabilmente con i nostri bambini arrivare a un risparmio, far capire ai bambini che ci sono molti modi di lavorare, molti modi di fare attività, di giocare, di stare comunque all'interno di uno spazio che occupa buona parte della loro giornata nella maniera più semplice possibile, forse tornando anche un po' a quelle che erano fare scuola materna una volta. Noi quest'anno abbiamo in atto un progetto molto importante, è quello di, passatemi il termine, ricollocare i nonni all'interno della nostra scuola dell'infanzia, per cui proporremo molte attività in cui cercheremo di riportare i nonni dentro la scuola, perché sono una risorsa fondamentale e lo sono per quanto riguarda la vita dei bambini, come diceva mamma di Nicola prima, buona parte del resto della giornata dei bambini la vivono insieme ai nonni finché mamma e papà non arriva, e per cui vogliamo che tornino nella nostra scuola più di quello che già sono presenti. Ci sono feste, ci sono programmi, ci sono attività che noi abbiamo già pensato e che lanceremo con i nonni. Diciamo che forse un po' la domanda che noi ci poniamo, oltre a quella che si poneva Don Sandro, 100 famiglie non sapranno dove mettere i loro bambini. Noi siamo 10 dipendenti in questa scuola e non so quante qua dovrebbe aiutarmi Vasco, siamo solo nella provincia di Venezia come insegnanti e come personale ausiliario e non, che aiuta nelle scuole. Loro non sapranno dove mettere i bambini, ma noi abbiamo tutta una famiglia da mantenere, per cui è anche un problema di posti di lavoro. Le posso chiedere così molto rapidamente, la sua è stata una scelta un po' obbligata di insegnare qui oppure è stata una scelta vera e propria? No, la mia è stata una convinzione. Io tra l'altro sono anche laureata. Cioè, se le offrissero un posto in una scuola comunale adesso statale. forse quando ho iniziato probabilmente era un po' il sogno di tutte quelle che iniziano a insegnare. Adesso no, non andrei più via da qua. Poi io sono comunque diciamo una paesana, per cui è il mio paese e è diventata la mia scuola. C'è qualcosa che vale più dei soldi? C'è qualcosa che vale più dei soldi. Prego, Assessore. Diceva l'insegnante, qua si vede la passione per un lavoro e quasi per una missione, no? Ma il tema qui poi ci porta a una riflessione politica, cioè sul senso di investire in questo settore qui. Ora qui non è il tempo, perché il tempo televisivo è rapidissimo, non c'è modo di dimostrare come i paesi che investono nella prima infanzia e nell'infanzia sono i paesi che crescono di più.
sono i paesi che danno anche i migliori risultati scolastici e lavorativi, e a livello individuale e a livello complessivo. Quello che sta avvenendo invece nel nostro paese è esattamente l'opposto. Il nostro paese, diciamo, il comparto intero della formazione e ricerca, e quindi anche della scuola, aveva un deficit nel 2008, il dato di cui parlavo prima, di 10 miliardi di euro all'anno rispetto alla media OCSE, e non li ha aggiunti per raggiungere la media, li ha tolti una decina. E sta costruendo attraverso queste politiche, come dire, le basi del proprio fallimento. Perché è chiaro che se tu non investi in questi settori, che sono i settori dei tuoi bambini, dei tuoi figli, dei tuoi giovani, cioè dei tuoi adulti dopodomani, sto facendo un discorso puramente funzionale, non mi metto adesso neanche a riflettere sulla questione fondamentale dei diritti dell'infanzia, eccetera, solo un discorso strumentale e funzionale. Queste sono scelte politiche. La crisi economica, perché poi tutti dicono, ma la crisi economica colpisce tutti, colpisce il governo come il Comune di Venezia. Il Comune di Venezia ha fatto una scelta specifica. L'unico settore che non è stato toccato nel taglio di 80 milioni di euro che abbiamo dovuto fare quest'anno di minori entrate, solo per la spesa corrente, non ha toccato i servizi per l'infanzia. Certo. Abbiamo 28 scuole asili nido e 18 scuole materne comunali. Le abbiamo mantenute i servizi agli stessi soldi, tariffazioni, mense scolastiche, il trasferimento alle paritarie l'abbiamo tenuto inalterato, forse alla fine dell'anno riusciremo anche a darne di più. Ma sono scelte politiche, è su questo che va sfidato chi governa. Certo, ecco, tra l'altro, diciamo, perché lei diceva giustamente, se facciamo il raffronto con altri paesi, però ho l'impressione che siamo in enorme ritardo. Ci sono paesi che sono partiti, pensare alla Francia, per esempio, i servizi lei ha detto la Francia, perché qua sembra che stiamo facendo prima. Un discorso confessionale. I paesi che più stanno investendo nelle politiche dell'infanzia e nelle politiche per la famiglia sono i paesi più laici, a volte addirittura laicisti, cioè i paesi della penisola scandinava, la Danimarca e la Francia, che investono 3 volte. Perché? Perché hanno capito che quello del patrimonio, che è un valore civile fondamentale. Certo. Grazie, abbiamo una telefonata. Pronto, chi parla? Sì, buonasera, sono Lazzaro Bruno, sono un consigliere comunale. Di dove? Comune di Venezia. Comune di Venezia. Io ero invitato questa sera, mi scuso con Don Sandro e qui con la gente che era presente perché non ho potuto venire. Vorrei chiedere all'assessore regionale, vorrei farle 3 domandine brevi. La prima, assessore, questi asili parrocchiali, se un domani dovessero chiudere, voi lo sapete quanti problemi vi arrivano tutti i giorni? Perché questa gente dove si rivolge? A chi si rivolge? Certo, ecco, magari se riesce a dire velocemente anche le altre domande, così. Questa è la prima. Sì. Secondo, lei parla, ho sentito prima proprio in macchina che parla di soldi, ma questi soldi è giusto che queste sono parole, ma quando arrivano? Perché se non arrivano ogni mese la parrocchia deve sborsare i soldi per pagare questi dipendenti. Bisogna pagarli. Se lei li dà con 1 anno di ritardo, con 2 anni, quei pochi che arrivano, come fanno le parrocchie a sobbarcarsi queste spese, questi oneri? Terza domanda. Terza domanda, mi scusi un secondo. Prima di chiudere, assessore, ci dica realmente se possiamo continuare a tenere aperti questi asili. Bella domanda, direi che è sicuramente la domanda con cui chiuderemo, come a quali condizioni e anche con che tipo di progettualità, perlomeno nel settore pubblico. La ringrazio molto di questo intervento. C'era Don Sandro, mi pare che voleva aggiungere... Brevemente, parlavamo di cittadini di serie B. I miei genitori, quelli che portano i ragazzi, i bambini alla scuola, sono cittadini di serie B, perché pagano le tasse per la scuola e poi pagano una retta che noi abbiamo dovuto aumentare in maniera drastica questo settembre. Sono cittadini di serie B. Allora facciamo subito... Seconda cosa, scusa un attimo, volontariato. Ecco, cito, mi piace perché siamo qui questa sera. 3 nomi: Gastone Fusaro, vicepresidente, è qui tutto il giorno.
Marco Graziussi, ragioniere dietro a Gastone Fusaro, la signora Graziella, tanti altri. Se non avessimo queste persone che fanno questo servizio gratuito, dovremmo chiudere, diceva il signor Tommasini giustamente, cerchiamo di contabilizzare anche questi denari, no? Contabilizziamoli, perché se noi non avessimo queste e molte altre, dovremmo chiudere da subito. Certo, ecco, Assessore, risposte rapide a queste no, tre volevo domande annunciare una velocissime. cosa, se non lo sanno. La Regione del Veneto ha il servizio civile per anziani, credo che ogni anno apre un bando di 1 milione di euro e che paga direttamente gli anziani che vanno a fare il volontariato pagato dalla Regione, sia sulle scuole statali, paritarie e comunali. Perciò vi invito che quando si apre il bando, noi abbiamo 3, il servizio civile nazionale, che lo facciamo noi, il servizio civile Padova partecipa molto ampiamente su quello, perché c'è Maschietto in Consiglio regionale che mi segue. C'è una storia. Sì. No, dico per quello che so io come assessore, che viene sempre da me, ma giustamente. Poi c'è il servizio civile regionale e poi c'è il servizio civile per anziani. Detto anche nonno vigile, quello che sta fuori, ma può fare 1000 altre cose. Aiuta molto quegli anziani che hanno una pensione bassa, perché quel contributo di 300 euro al mese sommati magari ai poveri 500 euro aiuta non a essere ricchi ma a vivere un po' meglio. Seconda cosa, le domande che mi ha fatto. Allora, la prima, noi siamo preoccupatissimi. Se ci diamo tanto da fare, forse in modo anche scomposto e sbagliato, non siamo delle persone perfette forse, è perché siamo consapevoli che se a noi ci mancano le scuole paritarie e parrocchiali in particolare, è una tragedia per il Veneto, una tragedia. Io l'altro ieri ho parlato di bilancio e guardo Don Sandro e ho detto... Solo per le scuole materne sono più di 90.000 bambini. Sì, 94.000 bambini. 94.000. Vorrei dargli anche un dato, quello vero, una scuola nazionale. Allora, i 94.000 bambini delle scuole paritarie 432 costano, comprese le famiglie che pagano 174.699.000, costano 276 milioni. Invece i 45.000 bambini delle statali costano 340 milioni. Ecco, per capire il problema Veneto. La seconda cosa avevo già risposto, perché la domanda era perché non gli anticipa i soldi. Ho fatto miracoli per fare questo in quest'anno. Io faccio l'assessore da 1 anno e ho preso in mano che avevo una delibera con la cassa a metà da pagare del 2011 e perciò su questo non mi sento per niente responsabile, anzi abbiamo fatto molto e il prossimo anno completeremo con l'accordo FISM che mi sembra sia già firmato e tutto a posto. La terza domanda non me la ricordo. La terza domanda è se bisogna chiudere. Ma la lasciamo dopo, allora, dobbiamo andare in pubblicità, ma rispondo alla terza. Dimidio, prego. Io ho già chiesto... Prima, le chiedo scusa, prima della pubblicità. Volevo fare 2 interventi. Sì. Mi aggancio prima all'ultimo di Don Sandro. Ho capito bene quello che lei vuole dire, però io da genitore non mi ritengo un genitore di serie B, anzi mi ritengo di serie A, perché innanzitutto sono un cittadino onesto e pago le tasse, e secondo faccio una scelta di scuola con un progetto educativo determinato per i miei figli. Quindi vorrei restare a stare in serie A e magari vincere lo scudetto per fare in modo che quella famosa legge Berlinguer possa essere un domani anche coperta da finanziamento e non solo da un punto di vista normativo. Vorrei invece agganciarmi all'intervento dell'insegnante. Allora, intanto come genitore dico grazie a questi insegnanti, perché sono tantissime le insegnanti, come la signora che abbiamo sentito prima, che effettivamente per scelta continuano a stare nelle nostre scuole. E allo stesso tempo però sono preoccupato per loro. Perché? Perché secondo me sono scarsamente tutelate. Non mi riferisco ai gestori o a chi gestisce la scuola. Faccio un esempio velocissimo. Se domani qui a Trivignano si chiudesse una fabbrica da 10 dipendenti, il giorno dopo avremmo fiumi e fiumi di inchiostro sui giornali per questa fabbrica che si chiude. Avremmo le organizzazioni sindacali pronte a fare chissà quali battaglie. Ma perché questo? E qui Don Sandro è stato bravo all'inizio. Perché qui c'è un difetto di comunicazione. Qua continuiamo a dire che queste scuole paritarie sono scuole dei ricchi. Non sono scuole dei ricchi. La Chiesa non dà più tanti soldi come una volta, perché è evidente che non può nemmeno lei. Quindi qua c'è una scelta che va approfondita, un discorso che va
trasmesso in maniera corretta all'opinione pubblica, se no saremmo sempre etichettati in maniera non corretta. Lo merita un applauso? Così facciamo pausa con un applauso. A tra poco. Bene, eccoci ancora insieme, c'è ancora un po' un vociare in sala perché poi le pause pubblicitarie servono anche a quello, a scaldare un po' gli animi. Direi scaldiamoli pure se non ci sono le pause pubblicitarie. Il tema, lo ricordo ancora e lo ricordo a chi ci segue alla radio con Blu Radio Veneto, abbiamo sentito che un consigliere ci ha seguito proprio lì prima di arrivare a casa e vederci anche. Allora, Cristina, tu avevi annunciato una lettera che è stata inviata da un sacerdote, una brevissima sintesi perché la vedo già molto molto lunga. È un sacerdote e anche lui gestisce una scuola pubblica paritaria dell'infanzia, un nido integrato nel Trevigiano, e ha inviato questa lettera a noi, ma l'ha mandata Don Carlo Velludo, la firma. Esatto, e l'ha inviata anche ad Alfano, all'onorevole Alfano, e in pratica dice questo, riassume un po' quello che il ministro Tremonti ha tagliato. Comincio dalla finanziaria del 2009, dice Tremonti ha tagliato circa 134 milioni di euro, poi ne ha ripristinati alcuni, ma in realtà mancavano 14 milioni e mezzo. Nella finanziaria del 2010 Tremonti ha tagliato 135 milioni, ne ha ripristinati 130, ma ne mancavano sempre 5, e poi oggi con la legge di stabilità 2011 si è scesi rispetto al 2010 di 43 milioni e finora il governo dice ne ha erogati solo 168. Allora la sua domanda in sintesi è questa: onorevole Alfano, dice Don Carlo, mi rivolgo a lei per chiederle se davvero la sinistra c'entra qualcosa con questo che ho appena raccontato o se le responsabilità non vadano cercate in chi ha la maggioranza in Parlamento e quindi vota in modo difforme da quello che a parole promette. Ecco, è una domanda che naturalmente lasciamo al Ministro, non so se qualcuno ha una risposta. No, abbiamo da dire che la domanda l'abbiamo fatta anche in sede ANCI nazionale più volte, ma non ci sono le risposte. E non ci sono le risposte, ecco. Qui il problema è un po' sempre lo stesso, però lo ricordiamo a livello nazionale e a livello locale, e purtroppo se non ci fossero le mobilitazioni di piazza, spesso fatte anche dalle scuole paritarie che sono scese in regione a suo tempo, non con l'assessore Sannagiotto, ma ricordo in precedenza, ecco, poco si muoveva, ecco, su questo bisogna dirlo. Sono arrivati anche degli SMS, li leggo proprio velocemente. La Regione Veneto, dice Alberto da Vicenza, dovrebbe ridurre o esentare dall'IRAP le scuole materne paritarie. Gianluca da Venezia invece si chiede: ma perché nessun governo di destra o sinistra non ci fa dedurre dalle tasse le rette delle scuole paritarie? Ecco, ci fermiamo su queste due. Il discorso dell'IRAP? Rispondo io perché è un tema regionale. Il discorso dell'IRAP è lo stesso problema per le IPAB, cioè per le case di riposo. Certo. C'è un forte dibattito da anni in Consiglio, ma quando facciamo i conti, se tagliamo l'IRAP, dopo dobbiamo tagliare i fondi. Cioè è una somma e una sottrazione, è sempre la stessa cosa. Cioè il problema non è questo, il problema è che abbiamo bisogno, secondo me, perché se no non ce la faremo. Guardi, io quest'anno proporrò gli stessi 14,5 e gli stessi 17,5 in un momento che la manovra nazionale ha tagliato molto. Spero anche di fare una battaglia per metterci qualcosa di più. Poi alla fine io vado in consiglio regionale, come facciamo tutti, e lì si fa il bilancio e si fa quei numeri, non è che non si possa fare. L'anno scorso avevo tagliato proprio alle ULS il contributo, il famoso 17 milioni dell'indistinta per l'aiuto ai disabili, che adesso stiamo ripristinando in assestamento di bilancio. Però
Il tema è che, per dire, il mio assessorato, che ha quasi 1 miliardo, perché ha solo 721 milioni per il fondo per la non autosufficienza, però abbiamo 25.000 anziani in casa di riposo che costano 445 milioni, abbiamo 25.000 anziani a casa con gli assegni di cura che adesso sono anche in ritardo, che costano altri 132 milioni. Sì, tra l'altro avevamo giusto una domanda di un 8.000 anziani questo. con la cosiddetta scheda Svama, cioè con la scheda sufficiente per entrare in casa di riposo, che non possono entrare perché non ci sono le quote. Allora, cioè, io capisco tutto, è una sfida difficile, ecco perché io dico, ma se c'è uno strumento come quello delle scuole paritarie che costa 2.000 euro di meno, perché questa è la verità, a bambino, perché non adottiamo questo modello sul sistema prima regionale e poi nazionale? Ce la faremo? Non lo so, ragioneremo, certo. Però il problema è che se mi mandano i soldi io li distribuisco molto volentieri. Sì, lei ha parlato giustamente del problema dell'IRAP, che è una tassa regionale, c'è anche una tassa comunale che si chiama ICI, non lo so, le scuole materne la pagano? C'era perché adesso non c'è più. Ed è stata una sciagura toglierle, se posso esprimere ecco. un concetto. Cioè, però diciamo che perlomeno... Perché in tutti i paesi del mondo, anche quelli non federali, l'ICI è la tassa che viene mantenuta a livello locale per sviluppare politiche locali. E questo è il paradosso di un'operazione che a chiacchiere ha detto che si costruisce un sistema federale e poi nei fatti ha massacrato ogni federalismo di fatto. Ma posso aggiungere una cosa invece? Sì, brevissimamente, perché abbiamo un telespettatore che al telefono lo facciamo, le chiedo scusa, la facciamo attendere. Sul trasferimento nazionale, quello che avverrà nei prossimi anni sarà tremendo a livello di politiche sociali, di welfare in generale, perché hanno tagliato il 90% del fondo complessivo, il 90% direttamente, e in più, mettendo in queste condizioni ormai non più, come dire, sopportabili gli enti locali che gestiscono l'80% del servizio delle politiche sociali, i comuni, i prossimi anni i comuni non sapranno come chiudere la partita. E quindi questo taglio che il comune è stato scaricato nei comuni direttamente, poi ancora più direttamente nei cittadini, è una cosa che vedremo tra 2 o 3 anni. È bene a dirle subito, perché questa è stata una scelta sciagurata a livello nazionale. Ecco, sì, volevo aprire una parentesi, la chiudiamo sulla questione ICI, però insomma mi sembrava anche interessante fare un appunto. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera, chi parla? Buonasera, sono Don Carlo Velludo. Ah, buonasera Don Carlo, ecco, abbiamo letto un passaggio della lettera che lei ha scritto e purtroppo è una lettera molto lunga e in televisione si può leggerla. Certamente. Spero che abbiamo letto un passaggio significativo. Prego Don Carlo. Ha letto. Io non ho potuto ascoltare intera la trasmissione, la sto registrando perché c'era un appuntamento diocesano qui a Treviso stasera. Ecco, ne approfitto, chiedo scusa per ricordare che comunque andremo in replica, per chi si è sintonizzato solo ora, andremo in replica domenica alle 18:20, quindi domenica alle 18:20 potete rivederla e eventualmente utilizzando la posta elettronica e gli strumenti che abbiamo a disposizione anche attraverso il nostro sito, Facebook, eccetera, poter fare anche delle osservazioni che poi avremo cura di riprendere. Prego Don Carlo. Ok, la ringrazio. E io ho ascoltato anche venerdì scorso l'assessore Sanagiotto dire dei miracoli che sta facendo, però se avete un collegamento internet sul sito del Consiglio Veneto, ecco, nella prima pagina, proprio in fondo, c'è un link che permette di entrare dentro il bilancio regionale. E dentro il bilancio regionale, nell'UPB 148, pagina 180 di quel bilancio regionale, al capitolo 10.012 è scritto che per cassa e per competenza, ecco, sono dati alle scuole dell'infanzia, ai nidi e adesso non so bene perché il 25 gennaio, quando sono stato davanti a lui in Consiglio regionale, in Commissione Quinta, ha detto che non erano più per la tutela dei minori, bensì per le famiglie numerose. Comunque quel capitolo, ecco, presenta 42.500.000 per competenza e per cassa. Allora, se lui
afferma, come ha affermato venerdì scorso, che non può dare i soldi di cassa per i nidi, per 17 milioni, perché li ha utilizzati tutti quanti per pagare le materne, 14 milioni e 500, c'è qualcosa che non funziona. Perché per competenza e cassa ci sono tutti. Ha deciso lui che ci sono e ha deciso lui che deve darli. Se non li dà, vuol dire che li sta usando per qualche cos'altro? Ce lo dica. Grazie Don Carlo. Sentiamo subito la risposta. Io spero che abbia fatto l'amministratore Don Carlo nella sua vita, perché se ha fatto l'amministratore sa leggere i bilanci, se no. Io che su un bilancio di 58 milioni delle politiche sociali e 721 nel fondo per la non autosufficienza, i 721 sono LEA, perciò sono fuori dal patto di stabilità, i 58 sono invece extra LEA, rientrano nel patto di stabilità. Quest'anno io ho preso 42 milioni e li ho messi tutti in quel capitolo dove c'è la legge 11, cioè tutto il sistema dei pulmini per i trasporti per i disabili, dove c'è tutto il sistema dei minori, noi paghiamo 4 milioni per i minori sottratti alle famiglie e inseriti nelle comunità o in affido familiare, dove c'è dentro tutto un pacchetto che il prossimo anno glielo divido. Guardi, preparo il prossimo bilancio, metto le scuole paritarie da una parte e gli metto 0 di cassa, la metto tutta dall'altra parte, così potrà leggere poi come funziona. Io quest'anno ho pagato quasi 120 milioni di cassa di delibere del 2009, del 2010 e 2009 quando io non c'ero, e ho pagato anche l'altro ieri 17 milioni di cassa su quello che non si chiama spesa corrente ma fondi di investimento, cioè noi abbiamo 7 anni per pagare la cassa sugli investimenti, quando diamo i soldi per fare una casa di riposo, per fare tutte queste cose, e lì abbiamo 7 anni di tempo, perciò affrontiamo una delibera nel 2005, nel 2012 e abbiamo il tempo fino al 2012 per pagare. Per quanto riguarda invece la spesa corrente abbiamo 2 anni, cioè io vado in perezione se non pago dopo 2 anni quell'impegno preso 2 anni prima. Allora io capisco tutto, ma se uno fa il parroco dovrebbe fare il parroco bene, poi se vuole fare l'amministratore va a fare l'amministratore e si legge i bilanci. Beh, diciamo che è giusto che se ha qualche curiosità sì, anche che ma la la curiosità è che siccome io penso che lo sappia che quella, allora abbiamo pagato 14,5, poi ci abbiamo aggiunto i 7,5 dell'anno scorso, siamo arrivati a 21 di quei 42, poi ne ho preso una parte e li ho messi sui minori, poi ne ho preso un'altra parte e li ho messi sui pulmini per i disabili, poi ne ho messi un'altra parte e li ho messi sulla legge speciale, cosiddetto la legge di accessibilità agli anziani a Venezia, che sono 500.000 euro all'anno. Cioè non è che le politiche sociali sono solo questo, infatti io dico queste sono politiche scolastiche, dovrei anche non averle io. Allora ci fermiamo perché è complicatissimo se cominciamo con i numeri. Ecco, io credo che perché non ce l'avete più, non abbiamo i soldi e allora dovremmo un po' confrontarci. Personalmente dobbiamo confrontarci al di fuori della diretta. Vi spiego una cosa, sì, no, però posso dirgliela in diretta. Allora i trasporti sono una cosa, poi noi abbiamo un sistema di una legge che si chiama la legge... Ci avete tagliato in corso d'opera i trasporti, cioè noi facevamo un servizio di pulmino e avevamo fatto il nostro bilancio eccetera, a un certo punto in aprile ci avete tagliato dell'anno scorso, però quest'anno non facciamo più questo servizio. Abbiamo attivato, adesso se però mi ascolta un secondo, perché se mi dice la stessa cosa l'ho capita, noi abbiamo attivato con la legge 11, con la legge 11 finanziamo il 70% dell'acquisto di un pulmino per i disabili, per i trasporti scolastici, per i trasporti delle associazioni. Quest'anno ne stiamo finanziando, mi sembra, 38, tutte le domande che sono arrivate, facevate la domanda, perché siamo consapevoli e abbiamo fatto un incontro a Belluno dove le associazioni si sono messe in rete e non è che uno che ha un pulmino lo usa 2 ore al giorno, ma hanno una rete, un sistema fatto molto bene, adesso lo stiamo portando in tutta la regione, però ci vuole del tempo, per mettere nelle condizioni il sistema dei pulmini e dei trasporti, sia quelli organizzati per i disabili sia quelli normali, perché possa integrare questo problema che è il taglio sul TPL generale. Cioè voi vedrete, il mio amico di Venezia lo vedrà più degli altri, che con il taglio della manovra nazionale il trasporto pubblico locale avrà grossissimi problemi fra 6 mesi. Certo, non grossi, grossissimi.
Adesso perché a Venezia sono stati tagliati 18 milioni di euro sul trasporto. Un dato però che vorrei chiedere, voglio dire, Sanaggiotto si trova in una difficoltà che da un anno evidentemente uno non può risolvere tutto, quindi non lo attribuisco personalmente, ma da un dato FISM che ho letto risulterebbe che il ritardo del pagamento da parte della Regione nei confronti di Materna e Nido è di 32,5 milioni di euro. Ora, se è vero che sono stati recuperati 7,5, cioè circa il 50% diciamo, dello stanziamento 2011 che è pari a quello del 2010, siamo comunque a un ritardo di 25 milioni di euro. Questo ritardo pone una tensione finanziaria tecnicamente, appunto, che è difficilmente gestibile, e sto parlando sia dell'infanzia sia dei nidi. Bisognerebbe recuperarli. L'infanzia non parlarci perché abbiamo... Infanzia e nidi. Allora, i nidi era la somma aggregata. Ho detto prima, sì, perché erano i 17 più i 7,5. Sì, I 7 li abbiamo dati. Siccome qua gli esempi sono che siamo... come in questa struttura abbiamo scuole materne, chiamiamole così, e anche scuole nidi, e anche i nidi siamo integrati. Così consapevoli. È la stessa gestione, no? E quindi sono in difficoltà oggettivamente. Certo, ma stiamo prefinanziamento della banca che l'aveva già indicato a costi zero per le materne, stiamo tentando di portarli sui nidi dicendo guarda le materne non ci servono più perché mettiamo l'intera cassa di anno in anno e li portiamo sui nidi perché se gli anticipiamo i soldi attraverso una banca a costi zero credo che aiuterà le istituzioni a fare il giro. Allora chiudo solo un dato del Comune di Venezia. Noi abbiamo pagato il finanziamento totale del 2011 prima dell'estate di quest'anno, proprio per evitare la tensione finanziaria, e questo va fatto a livello sistematico, perché il governo è in ritardo di 2 anni, la regione è in ritardo di 25,5 milioni di euro. È chiaro che questo è un problema non economico, ma finanziario sì. Certo, finanziario e forse anche burocratico, amministrativo e burocratico. Cristina. Prego. Sì, no, una curiosità, penso di rispondere o di dire una cosa condivisa anche dagli altri genitori. Alla fine abbiamo sentito tante cifre, tutte condivisibili, abbiamo cercato di capirle anche tutte. Rimane il fatto che noi paghiamo le stesse tasse che pagavamo 10 anni fa, abbiamo dei figli che vanno all'asilo, non bastano i soldi, forse chiude. Dove sta il problema se tutti andate d'accordo? Scusate, e questa è una... Poi un'ultimissima cosa sul bilancio pubblicato. È vero che noi non facciamo gli amministratori, però il bilancio è pubblicato per cercare di farcelo capire anche a noi. Noi magari cerchiamo di impegnarci, perché poi sono soldi di tutti noi, dico il bilancio regionale, comunale. Se non lo capiamo cercate di scriverlo, allora forse è un po' più leggibile. Non lo so. Hai ragione. Quando prendo su 58,42 di cassa per l'anno in corso, li metto solo in un capitolo e lo mettono nel capitolo dove c'è anche la competenza di 42. Di non fare gli amministratori, io non sono amministratrice, però a volte cerco di capire come sono spesi i soldi di tutti noi. Questo signore è andato nel link, è andato a vedere, allora poteva anche fare un colpo di telefono al dirigente della regione che glielo spiegava benissimo. Siccome che ha rapporti continui, temo che sia un po' complicato, forse è più facile parlare con l'assessore che con il dirigente della regione. Allora, scusate. Un attimo solo. Sandro, il mio dirigente specifico è un parrocchiano di questo parroco, si chiama Gallo, si chiama Francesco Gallo. Ecco, e don Sandro ha già preso nota. Allora, don Edmondo Lanciarotta, l'ho tenuto in silenzio, è rimasto così buono ad ascoltare, ma qualcosa da dire ce l'ha. Qualcosa da dire, innanzitutto molto da ascoltare. Se è vero così che la mia presenza qui è anche a nome dei vescovi del Triveneto, ribadisco ancora una volta che da diversi anni sono molto preoccupati di questa situazione. Per tutta la scuola e all'interno di essa per la parità. Per i valori che sono stati anche qui stasera ben rappresentati, e io sono molto contento di questa serata. Sono preoccupati perché viene meno un pilastro fondamentale, la parità, che insieme all'autonomia fa saltare tutto il sistema formativo italiano, di cui il Veneto ha una specificità ed è stato ben rappresentato qui. Da diversi anni propone la comunità, è il tema di questa sera, molto bene.
con tanti obiettivi, e uno è quello che qui si è rappresentato questa sera, che le persone responsabili che hanno a cuore questa realtà si incontrino, si riapproprino della scuola della comunità, la riconoscano come un bene comune, al di là e al di sopra degli schieramenti, che anche qui stasera ben rappresentati, e tirandoci sulle maniche, ognuno si prende le proprie responsabilità per rispondere oggi, concretamente e in maniera adeguata, alle sfide che questo presenta. Come quando sono nate le scuole dell'infanzia, allora gli asili, la comunità, oltre e al di là degli schieramenti, ha riconosciuto un bene fondamentale, la scuola, in questo caso l'asilo, per rispondere alle emergenze educative, e sono state dette anche dagli assessori precedenti. Bene, questo bisogna fare, e pregherei veramente che questa rappresentazione si potesse estendere il più possibile nel territorio e dare in modo che ci sia la informazione, perché nessuno ha la risposta a bacchetta magica, ma la risposta la possiamo trovare quando insieme ognuno si prende le sue responsabilità, riscopre i principi, in questo caso, della sussidiarietà a tutti i livelli, ponga la questione a livello culturale, perché qui è un problema culturale, certo, a livello di tutte le realtà del territorio, e poi presenti a chi di dovere la scelta politica che è stata fatta. Certo. Questo è l'impegno dei nostri vescovi, e visto che la parola adesso me la tengo, scusate un attimo, per un minuto. Ecco, per un minuto. Allora, l'unico problema è che abbiamo un telespettatore al telefono. Un minuto solo, sì, poi sì, dico questo, solamente questo. Allora, prego di attendere intanto. Pregherei anche gli organi di stampa, sia quelli locali, sia quelli diocesani, e qui ho la gioia di avere il direttore, affinché a partire dalle comunità cristiane, dalle diocesi, venga dato più spazio a questo. Certo, non per fare cozzare contro altri beni, ma perché qui si gioca il futuro delle giovani generazioni. Più spazio, più voci, superando la contrapposizione, superando il bipolarismo degli schieramenti, ma fare in modo che le persone, anche qui rappresentate, e ringrazio veramente di cuore che avete dato una bella rappresentazione, possano dare contributo. E io sono convinto che insieme si possa e si debba raggiungere quella soluzione che non è ottimale, ma che è quella soluzione che vede di fatto nel territorio le persone che possono essere divise in schieramenti o in posizioni insieme, per fare in modo che il bene della scuola non vada perduto. Certo, che è un bene comune, ricordiamolo, ecco, perché l'istruzione e i bambini in maniera particolare sono il futuro della nostra società. Al telefono abbiamo chi? Buonasera, sono il dirigente regionale dei servizi sociali, direttore. Buonasera. Intanto ho chiamato perché mi pare che lei abbia detto che è più facile sentire l'assessore che il dirigente dei servizi sociali. Lo dicevo in generale, e questo dimostra la sua attenzione, la ringraziamo moltissimo, e questo dimostra anche che probabilmente se la chiamano non capita con alcuni. Prego. È più facile fare polemiche sui giornali, sulla stampa, anche perché l'intervento che ho sentito di Don Velludo prima, dal mio punto di vista, è un intervento improprio. Improprio perché il capitolo dei 42.500.000, come ha spiegato l'assessore regionale, è un capitolo che abbiamo dovuto anche pagare di competenza degli anni 2009-2010. Quindi abbiamo pagato il saldo del 2009, il saldo del 2010, e abbiamo e stiamo facendo di tutto per poter pagare anche tutti gli impegni del 2011. Quindi il lavoro e il contributo della Regione Veneto è fondamentale, e stiamo facendo di tutto per perseguire questa attività che a noi è tanto cara e ci teniamo tanto. Quindi è più facile sentire l'assessore che il dirigente, questo non è possibile. Se Don Velludo alzasse il telefono e chiamasse la direzione regionale dei servizi sociali, noi siamo sempre a disposizione e diamo qualsiasi spiegazione.
Senta, già che ci siamo, allora una piccola spiegazione gliela chiederei subito se ha la possibilità di darla, perché qui è emerso che ci sono realtà, per esempio la provincia di Rovigo, che ha avuto i mandati di pagamento, sono arrivati. Ci sono realtà, per esempio come a Venezia, dove sembra che non sia così. Ecco, c'è una ragione? Si può fare qualcosa? Perché devono fare la rendicontazione. Noi stiamo procedendo man mano che ci arrivano le rendicontazioni. Guardi, ieri ho firmato per poter pagare in conto capitale gli asili nido del 2005. Siamo fermi al 2005, manca il 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Stiamo facendo i salti mortali, Regione Veneto, per poter pagare quanto è stato impegnato non da questa dirigenza e non da questo assessorato. La crisi c'è per tutti, il sociale comunque, come avete detto anche voi, è un problema importante perché non abbiamo a che fare con macchine, ma abbiamo a che fare con persone, e quindi noi ci stiamo impegnando al massimo per poter dare la possibilità a tutti quegli impegni che sono stati fatti negli anni precedenti per poterli pagare quest'anno e nei prossimi anni. Benissimo, la ringrazio molto, la ringrazio davvero della disponibilità. Quindi voglio chiudere dicendo anche a Don Velludo che basta che chiami la Regione Veneto, io sono sempre disponibile. Benissimo, grazie. Lei ha dimostrato concretamente che avevo torto e sono assolutamente grato per questo. Direttore, allora, siamo in conclusione ormai. Tommasin, rapidamente. Allora, posso aggiungere che chi ce lo fa fare? Chi ce lo fa fare? Allora, ce lo fanno fare i 94.000 bambini del Veneto, a cui va sicuramente il nostro primo pensiero, e ce lo fanno fare anche i 9.547 persone che nel Veneto, e prevalenza sono insegnanti, ma tutto il personale a cui va un nostro grandissimo applauso e merito, perché come diceva prima l'insegnante danno molto, oltre che quello dovuto, anche oltre a quello dovuto. Quindi effettivamente a queste persone non sono i 10 della scuola di Trivignano, della scuola di Asseggiano, eccetera, dipendenti, ma sono, come dicevo, 9.547. Io aggiungerei anche un grazie, perché qui abbiamo delle suore che io non ho fatto parlare, mi dispiace, il tempo è tiranno, però ricordiamo che c'è questa presenza, che è una presenza che spesso non è conteggiata, di cui ci si rende conto fortemente. Farina. Istituto Farina, benissimo, grazie per essere qui, di cui purtroppo ci rendiamo conto dell'importanza nel momento in cui mancano. E spesso succede così, quando ci manca qualcosa ci rendiamo conto quanto preziosa è. E la ringrazio di questa precisazione, che effettivamente è più che dovuta, assieme appunto a tutto l'altro personale. E vorrei anticipare solo che in termini di piazza, come FISM regionale è organizzato per il 22 di ottobre a Vicenza una riunione di tutti, una riunione di tutti i gestori, dei gestori delle scuole paritarie cattoliche del Veneto, per vedere che azioni si potranno portare avanti. È previsto successivamente poi a novembre una ulteriore manifestazione con l'apporto da parte dei genitori. E saranno occasioni che seguiremo. La ringrazio, ma devo veramente interromperla, anche perché 5 secondi, Don Edmondo. 5 secondi solamente, per dire che questi incontri, che dovrebbero essere continuati, l'obiettivo principale è che l'abbiamo raggiunto in questi mesi a livello della conferenza episcopale con il comitato di parità che ha promosso a vari livelli, a livello nazionale, a livello regionale, a livello dell'ANCI, a livello dei genitori, e cioè fare in modo che questa sfida che è culturale faccia delle scelte politiche. E allora sembrerebbe una contraddizione: si spendono i soldi per la formazione per l'estura, e noi dimostriamo che si fanno risparmiare i soldi mantenendo
mantenendo la formazione. È una contraddizione che la scelta politica deve essere conseguenziale. Certo, e devo dire anche... Qual è il problema in 2 parole? Dobbiamo uscire dal contributo e rimanere nei costi obbligatori, come è il costo obbligatorio per la scuola, per la sanità. Assolutamente. La sfida è questa: se usciamo dal contributo e entriamo nei costi obbligatori, ai finanziamenti obbligatori, questa è la sfida culturale. È un diritto dovere, come se usciamo per... da questa vinciamo la partita, se no la assolutamente, benissimo. Allora ci dobbiamo assolutamente fermare. Grazie per essere stati con noi. Io ringrazio naturalmente la comunità di Trivignano e questa scuola, in maniera particolare la scuola dell'infanzia Regina della Pace, per averci ospitato. Ritorneremo assolutamente sul tema, però la settimana prossima saremo a Vicenza per parlare di un'altra cosa. Ed è un tema anche questo che sta a cuore davvero a molte persone, a moltissimi, sta a cuore un po' a tutti, ed è il problema della sicurezza e del degrado delle città. La domanda sarà questa: città o relazioni degradate? Ecco, cercheremo di rispondere anche in questo caso a questa domanda. Saremo a Vicenza, all'Auditorium San Lazzaro. Se qualcuno di Vicenza in maniera particolare, ma anche di altri luoghi, vuole partecipare, noi saremo lì. Buona serata, buon fine settimana, arrivederci.